Bene, rimaniamo in ambito sanitario e anche musicale. Fissatevi questa data 20 dicembre, dove al Teatro Comunale di Treviso, gran concerto di Natale per l'associazione Per Mio Figlio che opera nella nostra pediatria. Il servizio. Il 20 dicembre saranno 130 gli artisti dell'Orchestra Filarmonia Veneta e del Coro Filarmonico Veneto che si esibiranno sul palco del Teatro Comunale Mario del Monaco. Un concerto benefico a favore dell'associazione Per Mio Figlio, sorta nel 1995, per umanizzare le cure in ambito pediatrico. È finalizzato un progetto sulla neuropsichiatria infantile all'interno del presidio ospedaliero per prendere in carico quelle famiglie e quei bambini che hanno delle problematiche. Questo è un passo in avanti perché stiamo costruendo la rete in modo tale che le famiglie e chi nasce, i loro figli, possono essere veramente seguiti a 360 gradi. Credo che sia un progetto unico. Grazie appunto all'Associazione Per Mio Figlio noi riusciamo a dare grandi risposte che partono dal pronto soccorso pediatrico e finiscono all'OSE di pediatria, dove i bambini fanno la scuola, hanno gli educatori, i genitori possono stare con loro, quindi una presa in carico complessiva. Nasce dall'impegno dei privati, di alcuni imprenditori, di cittadini che hanno particolarmente a cuore l'umanizzazione delle cure e la salute dei bambini. È questa la base da cui ha preso vita l'associazione che, passo dopo passo, sta raggiungendo importanti traguardi per i piccoli pazienti, come il progetto di inserire in reparto un ulteriore sostegno psicologico. Le iniziative che sono state fatte sono tante, donazioni, sia di creazioni di software, donazioni di strumentazioni che non c'erano precedentemente, ma forse le attività più importanti e più visibili sono certamente la creazione dell'oasi pediatrica, dove i bambini e le loro famiglie possono stare nei momenti di degenza, e la creazione del pronto soccorso pediatrico, che rappresenta una delle eccellenze, e adesso questa iniziativa di mettere a disposizione delle famiglie e dei bambini uno psichiatra che può aiutare quei bambini bisognosi che magari in seguito a delle difficoltà legate genetiche o legate al parto si trovano poi ad avere dei percorsi più difficili. Tra i tanti musicisti che saliranno sul palco anche il tenore Francesco Grollo. Sarà uno spettacolo straordinario perché mette insieme in rete il Comune di Treviso, l'Ente Teatri Comunali, l'ULS e l'Associazione Per Mio Figlio, in favore ovviamente di una raccolta fondi per l'Associazione Per Mio Figlio per potenziare e dare un nuovo impegno da parte dell'associazione verso la pediatria di Treviso. Vi invito tutti al gran concerto di Natale il 20 dicembre al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso. Avremo l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il Coro Filarmonico Veneto, direttore Marco Titotto, e naturalmente faremo un grande programma di Natale che sarà un abbraccio per il pubblico, dedicato naturalmente questo concerto a un progetto di solidarietà per l'associazione Per Mio Figlio che si occupa delle cure dei bambini ospitalizzati. Credo che sia un evento dove la cittadinanza non può mancare, sarà un evento straordinario e vi abbracciamo tutti.